Articolo, parte prima. È una parte variabile del discorso. Precede sempre un sostantivo o un suo sostituto, pronome, con i quali concorda sempre nel genere, maschile o femminile, e nel numero, singolare o plurale. Si distinguono in articolo indeterminativo e all'italiano un, uno, una, un, corrispondono in milanese un, una, un. Il plurale non esiste e pertanto si usa la particella di. Esempio, ucatà un fior, plurale ucatà di fior. Quando l'articolo indeterminativo femminile, una, è seguito da un sostantivo che inizia per vocale, la A si ride e viene sostituita dall'apostrofo. Esempio, un'oca, un ameso.